Questa è la 29esima edizione di Festival Letteratura, un'edizione che veniamo a presentare qui a Palazzo Te, non a caso, perché ovviamente, come sappiamo, ricorre il 500° di Palazzo Te e su questo ovviamente torneremo anche nel festival, quindi ci sembrava inevitabile scegliere questa sede molto particolare. È un festival quest'anno che nasce ovviamente in un contesto in cui, come sappiamo, tutti ci sentiamo abbastanza disorientati, sappiamo che un po' quelli che sono i nostri punti di riferimento, le regole sembrano un po' venire meno e il mondo si fa sentire, no? Come abbiamo scritto molto nel nostro comunicato stampa, e abbiamo cercato proprio in questo senso di dare spazio al mondo in questa edizione, sempre nelle piazze della nostra città, proprio per cercare nuovi motivi di ascolto, nuove letture che ci permettano un po' di leggere anche la situazione attuale. Questo è l'elenco delle autrici e degli autori che oggi hanno confermato la loro partecipazione a Festival Letteratura. Non è escluso ovviamente che da qui alla pubblicazione del programma, che sarà nel mese di luglio, e al festival, alcuni autori possano magari ritirare la loro partecipazione o altri invece subentrare e aggiungersi. Un altro punto cardinale importante quest'anno è il Giappone, con vari autori e autrici, tra cui Mieko Kawakami e Ayase Maru, ma in realtà l'Oriente dovete sapere che poi è stato anche un po' un caso, quando nel momento in cui si è messo un po' in fila, si è creata questa lista di nomi, ci si è resi conto che l'Oriente è molto presente in questa edizione di Festival Letteratura, e sicuramente il Giappone tra i più rappresentati. Mieko Kawakami e Ayase Maru, particolarmente due autrici che esplorano i temi del femminile, quindi cosa possiamo dire se non che meraviglia che vengono. Non potevamo sottrarci ovviamente a uno sguardo più specifico alle situazioni di conflitto e di guerra che ci stanno attraversando. Particolarmente importante sarà la presenza palestinese quest'anno al festival, con Abu Seif, con Dania Shibli, che saranno due delle ospiti più attesi di questa edizione, e per cercare proprio di vedere non solo quello che sta succedendo e di lettura del contesto, ma proprio anche come questi conflitti ci stanno cambiando le nostre percezioni, come ci stanno forse assuefacendo anche in un certo senso a questa situazione di disperazione e di conflitto. Non è un festival che però appunto si preclude alla speranza, al sogno, anzi proprio sognare forte è uno dei progetti che terremo quest'anno al festival, in una location abbastanza inconsueta, che è appunto il Forte di Pietole. Chiameremo 30 ragazze e ragazzi proprio a sognare forte, a pensare nuove costituzioni, nuove geografie, proprio per pensare al futuro. Lo chiederemo a ragazzi da tra gli 11 e i 14 anni che, accompagnati da autori e autrici che sono presenti al festival, cercheranno di sognare forte e di presentare possibili scenari futuri. Dalla Palestina passeremo anche a un altro dei teatri di guerra che ci portiamo avanti e ci trasciniamo ormai da troppo tempo, che è quello ucraino. Sarà un racconto anche qui dedicato proprio alla raccolta delle voci di chi vive la guerra quotidianamente. Un'altra incursione interessante sarà sicuramente quella a Palazzo Te, con una illustratrice che è già stata ospite al Festival Letteratura, aveva messo in vendita la Casa del Mantegna. Questa volta organizzerà, visto che ci sono i 500 anni, il trasloco di alcuni spazi di Palazzo Te, e infatti abbiamo deciso che sgombreremo la Camera di Amore e Psiche, quindi scatoloni per mettere via stoviglie varie, elefanti, cammelli. Con Erika Valle Morello si organizzerà il trasloco, e con Luogo Comune invece ci sarà una rassegna disegnata dei cavalli delle scuderie di Federico Gonzaga. È un festival che appunto guarda anche appunto a questo 500° di Palazzo Te. Una delle serie di incontri si chiama proprio Festival Letteratura 1525, e parleremo di libri usciti nell'anno in cui questo palazzo è sorto, quindi bestseller dell'epoca, ma torneremo anche su altri protagonisti appunto della letteratura passata, uno tra tutti Carlo Goldoni. Insomma ovviamente un'edizione con tantissime offerte, appunto ricordavamo 300 autori, oltre 300 eventi, e quindi per soddisfare appunto interessi e gusti di ogni tipo. Lucy Worsley, Yi Yang, Giovanni Zani, Olimpia Zagnoli, Stefano Zamagni e Alejandro Zambra.